Buongiorno Fiat-san, il motivo di perché vi saluto così ve lo spiegherò più avanti, non ve lo spiegherò in questo video. Oggi però non ho la minima intenzione di parlare del coronavirus, anche perché mi sono rotta meglio non dico la parola. Oggi invece vi parlerò di come ho cominciato a studiare italiano, che è una storia un pochino particolare, diciamo, perché ho cominciato a 17 anni e ho cominciato quasi per caso. Allora, praticamente avevo finito la scuola d'obbligo, avevo 16 anni, stavo per fare 17 anni e mi ricordo che avevo un'idea fissa in testa. Non volevo andare al liceo, ma volevo fare la scuola di lingue. Che comunque, oddio, una cosa non toglie l'altra, ma non ero sicura su andare al liceo in quel periodo. E sono andata alla scuola di lingue. Quando ho dovuto decidere che lingue volevo studiare, ero sicura di che volevo prendere l'inglese, continuare a studiare inglese, e poi non ero sicura su che altre lingue volevo studiare. Alla fine ho preso il tedesco, che comunque l'ho lasciato dopo, più avanti, perché non ce la facevo più, e ho cominciato a studiare italiano. Assolutamente per caso, anche se sono stata criticata e mi hanno detto: "Ah, ma l'italiano è facile, ma che cavolo fai a studiare italiano? Ma tanto si capisce." Cioè, le solite cazzate di una persona che non capisce niente. Le solite... Vabbè. E allora, io non sono d'accordo con questa affermazione, anche se diciamo che tra italiani e spagnoli più o meno ci si può capire se si fa uno sforzo. Non è assolutamente vero che l'italiano è una lingua facile, e vi spiego le difficoltà che mi sono trovata io quando ho cominciato a studiare italiano, soprattutto i primi 2 anni. Poi dal terzo anno in avanti, siccome parlavo con della gente e cominciavo a fare delle cose, facevo meno fatica. Però i primi 2 anni sono stato un disastro. E allora, vi spiego perché. Punto primo, la fonetica. La fonetica cambia. La fonetica cambia tantissimo, soprattutto i suoni più confusi, più complicati, sono la C, perché diciamo che si scambia tra italiano e spagnolo, CH, C, poi la Q, qua ci sono delle particolarità di ogni lingua e fanno diventare il processo di imparare un pochino più complicato. Quindi quando mi dicono l'italiano è una lingua facile, cioè non hai analizzato bene cosa c'è. Poi vabbè, a parte la fonetica, la grammatica che cambia tantissimo. Per esempio, voi per costruire i verbi avete il verbo essere ed il verbo avere. Noi abbiamo solo il verbo avere, quindi per uno spagnolo che studia italiano è già una difficoltà capire che verbi hanno il verbo essere o che verbi hanno il verbo avere. Poi, oddio, ci sono altre cose riguardo alla grammatica, soprattutto per esempio le particelle CN, alcune difficoltà sui verbi, vabbè, via dicendo. Ce ne sono tante, più cose da quanto si pensa e da quanto crede una persona che non ha studiato italiano. Bene, poi ci sono i falsi amici, perché evidentemente ci sono parole che si somigliano e non significano lo stesso. Non è lo stesso tener in spagnolo che tenere in italiano, per dirne una che mi viene adesso in mente, però ce ne sono tante.
Poi la gente dice, ma l'italiano è facile da capire. Dipende. Scusa, non è lo stesso una cadenza più o meno piatta, non è lo stesso una cadenza da telegiornale, diciamo, che andartene, non lo so, in Emilia-Romagna, che ci sono cadenze un pochino più strette, o al sud Italia, o al Veneto, o che ne so, cioè ogni regione ha la sua e devi abituare l'orecchio. E vi posso dire che non si capisce tutto se non hai studiato italiano. Non è vero, anche se anche nel caso dello spagnolo abbiamo una diversità di cadenze, di modi di parlare, di modi di capirci che non c'entrano niente. Poi vabbè, gli italiani avete una cosa in più che sono i gesti. Parlate molto con i gesti che gli spagnoli non parlano così tanto con le mani. Poi vabbè, che vi devo dire? C'era qualcosa in più che vi volevo raccontare. Cioè, per esempio, sto guardando cosa mi sono scritta prima di fare questo video perché non mi voglio dimenticare niente. Allora, per esempio, io quando ero tipo al quarto anno, no? Anzi, al terzo anno. Io non avevo ancora studiato l'imperfetto. Come facevo quando dovevo parlare con con verbi imperfetti, diciamo, con verbi con la forma imperfetta? Invece di usare l'imperfetto lo sostituivo per il condizionale, poi c'era gente che mi correggeva, io dicevo ma scusate ma io questo non l'ho ancora studiato, so che non è giusto ma per adesso faccio così perché non l'ho ancora studiato. Vabbè, poi c'è una cosa che mi ha cambiato completamente e questo c'entra anche con il saluto che ho fatto all'inizio. Diciamo che io al quarto anno, comunque vi spiegherò più avanti in profondità tutta questa storia. Al quarto anno ho fatto il mio primo viaggio in Italia. Avevo 20 anni. Sono andata a Milano e in Toscana. Diciamo che a Milano ci sono state delle cose che ho vissuto che sono state un pochino particolari. Diciamo che, oddio, allora vi racconto un po' l'esperienza. Come vi posso dire? La prima volta che sono arrivata a Milano ero assolutamente affascinata. Poi avevo paura anche di perdermi, avevo paura di fare cose non giuste. Poi mi arrabbiavo un sacco quando sentivano che avevo cadenza spagnola, perché c'era gente che mi rispondeva in spagnolo, mi rispondeva in inglese, era tipo, ma scusa, cioè sto parlando in italiano, che cavolo mi rispondi in inglese, mi rispondi in spagnolo? No, parlami in italiano, cioè a me dava tanto fastidio. Comunque, diciamo che a Milano mi sono innamorata assolutamente della città. Poi c'è gente che mi chiede se c'è, cioè, questo me lo chiedono sempre, ma non è che ti sei innamorata di qualcuno a Milano, bla 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 bla. Non c'entra niente, cioè, mi sono innamorata di Milano, non c'è niente da fare. C'è gente a chi dà fastidio, però è così, cioè, scusa, ma Milano è un gran Milano. No, vabbè. Comunque diciamo che dopo essere stata a Milano ho deciso di studiare milanese perché vabbè, mi aveva preso un colpo al cuore con Milano e sentivo che ero in debito con la città in un certo senso perché mi aveva fatto sentire cose che non avevo mai sentito e avevo imparato un sacco di cose in una settimana e passa, cioè
Vabbè, quindi diciamo che non c'entra niente, non c'entra niente con l'amore, non c'entra niente con qualcosa del genere. E fate a meno di chiedermi questa cosa perché me l'hanno chiesto tante volte ed è una grandissima cavolata. Cavolata. Cioè, io non imparo a fare qualcosa per un uomo, no, grazie. Quella fase l'ho già passata tanti anni fa, cioè, e allora non lo facevo neanche, quindi. E poi vabbè, vi racconto una cosina un pochino particolare che mi è successa qualche anno fa. Allora, nel 2017 io ho finito di fare un corso professionale e avevo chiesto di fare lo stage fuori e avevo messo come prima opzione l'Italia. Mi sono successe diverse cose. Prima, quando ho fatto il test di lingua italiana, ho preso, c'erano domande molto difficili e c'erano alcune che non ero sicura se le avevo risposto bene o no, però ho preso il voto più alto, quindi alla fine, quando ho finito lo stage, non ho dovuto rifare un esame di lingua. E veramente è stata una cosa che anche a me ha sorpreso perché era un test parecchio difficile, anche per una che ha un livello più o meno decente. Io ufficialmente avrei un livello, vabbè, io diciamo che ho studiato per il vecchio piano, sarebbe tra un B2 e un C1, però non ne sono sicura. Infatti c'era una mia amica che mi stava incoraggiando per studiare il C1, però io adesso non ho tempo per fare il C1. Quindi c'è stato un momento che uno dei ragazzi dell'azienda mi ha chiesto, mi ha chiesto in un momento che io stavo imparando a fare i preventivi e non ce la facevo, perché era una cosa nuova, era un programma per me nuovo e dovevo seguire una serie di passaggi, mi saltavo sempre qualcosa, poi ero insicura e questo ragazzo mi ha detto: ma come cavolo fai che non riesci a fare i preventivi e parli così bene l'italiano? Io gli ho detto, ma scusa, io ho finito di studiare italiano nel 2008, vabbè, finito di studiare, non si finisce mai di studiare. Comunque gli ho detto, io ho finito di studiare nel 2008 e questo l'ho appena visto, quindi una differenza c'è. Niente, e adesso, vabbè, siamo qui in quarantena. Io sono a Vigo, nella mia città, ovviamente, e mi sono rotta un pochino le scatole. Comunque spero se avete visto questo video, spero che vi sia piaciuto e sia riuscita a distrarvi un po' l'attenzione di questa situazione del cavolo. Ciao!